E il jingle ci ricorda che si va per il Gran Premio Riccardo Grassi, prova di gruppo 3 per cavalli anziani, 37.400 euro di dotazione, in 7 dietro le ali dell'Autostart, il numero 1 Quantro Marco Stefani, al 2 Cosmo Spritz Pietro Gubellini, 3 Vincero Gara Andrea Farolfi, 4 Brezza Ducras Giampaolo Minnucci, 5 Daliprav René Legati, 6 Achela Palferm Antonio Di Nardo, in seconda fila da solo 7 Deus Zac Carmine Piscuoglio. Autostart che prende velocità, si prepara a dare il via a questo Riccardo Grassi 2024. Partiti. Vincero Gar prova ad impensierire Cosmo Spritz nella fase di avvio, mette tutto il cavallo davanti ma non il Salchi e galoppa all'imbocco della prima piegata. E così si trova a condurre Cosmo Spritz. Numero 3 Vincerò Gar, squalificato. Davanti a Brezza Ducras, poi Deus Zac che dalla seconda fila ha tagliato fuori Daliprav da Achela Palferm. 15-1 per i primi 200 metri da parte di Cosmo Spritz, che riprende in mano sulla retta opposta alle tribune e porta a casa il primo quarto d'avanguardia in controllo sul piede dell'1.16.2 addirittura. Vantaggio Cosmo Spritz nei confronti di Quantro, che segue secondo Brezza Ducras, che anticipa le mosse di Deus Zac. Si scopre Giampaolo Minnucci, Deus Zac prosegue in terza corsia per aggirare Brezza Ducras e portarsi allo scoperto, 646,3 addirittura sul piede dell'1.17.1. Vantaggio Cosmo Spritz, Brezza Ducras di fuori tiene in terza ruota costante Deus Zac, alla quale viene tesissima. In corda rimane Quantro, pariglia per Daliprav, poi in corda Achela Palferm. Intanto ha accelerato decisamente il ritmo Cosmo Spritz, che ha fatto un 13,9 davanti alle tribune e un altro 14 spaccato. C'è un 27,9 non scritto che porta il chilometro a 1,14,2. In vantaggio Cosmo Spritz, Brezza Ducras allo scoperto. In corda rimane Quantro, che precede Achela Palferm, poi Daliprav, mentre retrocede inesorabilmente Deus Zac. Sposta in terza corsia Daliprav, che prova ad andare in aggiramento su Brezza Ducras. Intanto Cosmo Spritz affronta la retta d'arrivo in vantaggio quando siamo a 200 metri dalla conclusione. Cosmo Spritz in evidenza nei confronti di Quantro. Daliprav che arriva a centropista, poi Achela Palferm. Cosmo Spritz in difficoltà, arriva Daliprav a centropista, Daliprav che scatta, Daliprav che va su Cosmo Spritz, Daliprav che porta a casa il successo, 28,7 ad arrivare, 1,56,4 per la vittoria di Daliprav. René Legati in Salchi per Alessandro Gocciadoro al training i colori della Indal. Dopo il successo nel Grassetto a Padova, il sigillo nel Grassi di Cesena. Daliprav e René Legati che giustiziano tutti con una retta d'arrivo al fulmicotone. Battono Cosmo Spritz che cala gli ultimi 100 metri. Poi Achela Palferm in linea con il leader della corsa per il secondo posto. Rivediamo ancora una volta la retta d'arrivo con lo scatto di Daliprav che parte dalla scia di Brezza Ducras e travolge tutti nel finale. Cosmo Spritz cerca di difendere il secondo da Achela Palferm, che finisce forte in open stretch ma probabilmente tardi. La vittoria è per Daliprav, René Legati, Alessandro Gocciadoro, la scuderia Indal per la 5 anni da Donato Hannover e Latina Prav.